Terza corsa, sono in pista gli aspiranti allievi con anziani a reclamare. 10 al via, 1 British Mutley, 2 Bowie, 3 Verace Key, 4 Blanca Cash, 5 Uranio Griff, 6 Zar SLM in seconda fila, 7 Zoccolo Jet, 8 Big Lan, 9 01 MMG, 10 Tancredi Sartor, favorito il numero 3 di Verace Key con Nicolo Mollo in Salchi. Macchina che prende velocità, piano il 6 di Zar SLM e l'1 di British Mutley. E l'autostart li lascia con Verace Key attaccato al largo da Uranio Griff. Uranio che insiste su Verace, prova a passare. Verace che però con lo steccato rientra all'avversario che insiste al largo e riesce a passare. Così Uranio Griff in vantaggio su Verace Key. In terza posizione Blanca Cash a precedere Bowie. Quindi Zar SLM, di fuori c'è 01 MMG che precede Big Lan, quindi Zoccolo Jet e Tancredi Sartor alla retroguardia, British Mutley. Primi 400 metri in 36, in vantaggio Uranio Griff, che ha preso la testa dal 5 scavalcando Verace Key, che è costretto a seguirlo. Poi Blanca Cash avanti a Bowie. A largo per il momento stenta a progredire 01 MMG che resta accanto a Zar SLM in quinta posizione. C'è stata una frazione tranquilla sulla curva di sinistra in 16 per Uranio Griff e Mattia Spanò che continuano a guidare su Verace Key e Blanca Cash. 01 MMG che prova ad avanzare con maggior decisione ora al largo. 1 e 2 per la metà gara. Uranio Griff sempre in controllo, Verace Key che lo segue, Blanca Cash in terza posizione, quindi Bowie 01 MMG, ancora Zar SLM con accanto Tancredi Sartor, il chilometro se ne va in 1,17,5. In vantaggio Uranio Griff, sempre pedinato da Verace Key. Blanca Cash in terza posizione, la mossa in mezzo alla pista da parte di Tancredi Sartor che viene deciso in avanti dalle retrovie. Uranio Griff che allunga, 15,3 la retta di là. Uranio che tenta di fuggire da Verace Key e da Tancredi Sartor che avanza con decisione all'esterno. Poi Blanca Cash, Uranio Griff con una lunghezza da gestire nei confronti di Verace Key e di Tancredi Sartor che arriva al largo. E in vantaggio Uranio Griff, arriva Tancredi Sartor che va all'attacco del leader. Tancredi Sartor che coglie in difficoltà Uranio Griff, Tancredi Sartor e Leonardo Raffa che vengono a vincere facili su Verace Key che nel finale brucia di dentro Uranio Griff. 39 a chiudere, 1:16,9 ragguaglio cronometrico per il successo di Tancredi Sartor. Leonardo Raffa per il training di Marco Basile e colori del signor Nunzio Nappo. La vittoria del 10 anni dallo VFR Kronos che ripresentato al meglio nelle mani di Leonardo Raffa viene a vincere nettissimo. La pacca sul posteriore per il ringraziamento a Tancredi Sartor da parte del proprio allievo. Al secondo Verace Key, al terzo posto Uranio Griff.